Vince Treviso, vince il Veneto. La Corri Treviso Trofeo Latte Busche riparte dall'edizione numero 31 dopo l'annullamento della gara dell'anno scorso e incorona due atleti della regione, il trevigiano Paolo Zanatta di Treviso Atletica e la padovana Laura Dalla Montà di Assindustria Sport Padova. La corsa su strada a livello federale mancava dai centri storici del Veneto da quasi 500 giorni. Corri Treviso è ripartita in una splendida serata, calda ma non afosa e con una bella cornice di pubblico, che ha visto 650 atleti schierarsi sulla linea di partenza in Piazza Duomo per poi affrontare un impegnativo circuito cittadino di 2,6 km, da ripetere 4 volte, 10 km e 400 metri in totale. Per Paolo Zanatta si tratta del terzo successo alla Corri Treviso dopo i trionfi realizzati in Piazza dei Signori nel 2013 e 2015. Il 39enne atleta di Volpago del Montello ha chiuso in 31 e 39. La voglia di vincere per la terza volta e fare il triplet era tantissima. Quest'anno ci sono riuscito nonostante tante cose, perché è un momento difficile, pandemie, qualche problemino in famiglia, quindi tutto sommato è stata una grande vittoria. Infatti questa vittoria la dedico alla mia famiglia, anche ovviamente alla mia bambina primogenita che è nata appunto nel 2020, e la dedico a Treviso e alla mia società Treviso Atletica. La gara si è decisa all'inizio dell'ultimo giro con Zanatta che, appena entrato in Calmaggiore dopo il transito in Piazza Duomo, ha allungato, staccando progressivamente la concorrenza. Contando anche i 4 successi della sorella di Paolo, Michela, la famiglia Zanatta è così arrivata a 7 vittorie alla Corri Treviso. Al secondo e terzo posto Massimo Guerra e Omar Zampis. È stato bello ritornare a correre, prima gara dell'anno su strada, sono contento anche se è stata molto difficoltosa perché è un percorso molto impegnativo. La definirei un punto di partenza per le gare su strada e speriamo di ritornare alla normalità il prima possibile. È stata una bella gara veramente in una cornice molto bella. Non avevo mai corso qui a Treviso su strada, il percorso è veramente duro, non avevo fatto la ricognizione prima della partenza, quindi sono andato un po' alla cieca. Infatti ho pagato dazio l'ultimo giro, ma va bene così perché sto bene, sono contento del risultato. Laura Dalla Montà, 27enne padovana di Teolo, neo-azzurra dei 3000 siepi, ha fatto gara a sé dal secondo dei 4 giri, fermando il cronometro a 35,56. Più indietro Laura Biagetti e l'atleta d'origine capoverdiana Sonia Lopez. Io non avevo mai corso la Corri Treviso, ho corso tante volte a Treviso e quindi in realtà era la mia prima corsa su strada dopo il Covid, insomma. È bello perché effettivamente io gli allenamenti, quelli un po' più difficili e più lunghi, li faccio qua nelle corse su strada e mi mancava un po' avere un po' di adrenalina e altre persone con cui correre, ecco, quindi molto bello. È stato bello gareggiare e soprattutto anche con il pubblico a farti il tifo. È la prima volta che corro qua perché mi sono trasferita da poco qua nel Veneto e è molto bella come gara, mi è piaciuta tantissimo, mi dispiace di essermi fermata per un problema al fianco e volevo essere più competitiva, ma purtroppo non tutte le gare, ecco, riescono bene. Sarà una quindicina d'anni che faccio Corri Treviso. È sempre bello tornare qua perché è organizzato bene, il pubblico molto spettacolare e la città in sé è bella e brava gli organizzatori che sono riusciti a organizzare questa gara perché sappiamo che con quella pandemia è stato difficilissimo, quindi tanto di cappello al comune, agli organizzatori, ai volontariati, a tutti quelli che sono andati dietro per mettersi in piedi la 31esima edizione di Corri Treviso. È stata una cosa impensabile perché in 35 giorni siamo riusciti a mettere in piedi una cosa del genere. Grazie all'aiuto di tutti, a tutti i volontari, a tutti coloro che hanno collaborato, all'amministrazione comunale che ci ha dato una mano sin da subito e alla polizia locale. Non è stato facile, ma questa sera ci ha ripagato con la grossa partecipazione e la bellissima serata. Quindi siamo molto soddisfatti. Gianluca Majorano si è imposto in 35,24 nella gara maschile over 50, precedendo in volata Luca Dassier. Al via anche il sindaco di Treviso Mario Conte e il sindaco di Preganziol Paolo Galeano.
Sì, bellissimo ripartire attraverso lo sport, attraverso questi eventi che coinvolgono i cittadini, tanti atleti, una città meravigliosa, una squadra di organizzatori, volontari, la polizia locale, protezione civile, straordinaria, è stato davvero emozionante, come se fosse la prima volta, anche perché se pensiamo a quello che abbiamo passato, al distanziamento sociale, oggi ritrovarsi qui a fare sport, a divertirsi, a stare insieme è qualcosa di davvero eccezionale in una cornice meravigliosa che è la mia città, ma sono un po' di parte, lo ammetto, però insomma chiunque venga a Treviso può ammirare queste bellezze e farlo attraverso lo sport, correndo, è ancora più bello. Davvero ossigeno nei polmoni, ancora prima nella testa, c'è un'atmosfera fantastica. Devo fare tantissimi complimenti all'organizzazione che si è fatta trovare pronta appena era possibile riorganizzare questo tipo di eventi, insomma un vero spettacolo, davvero un vero spettacolo. In gara anche l'ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol, classe 1961 e organizzatore della mezza di Treviso, che andrà in scena il 10 ottobre, tornato ad indossare un pettorale a distanza di una decina d'anni dall'ultima volta e ottimo secondo in 40-37 nella categoria Master 60. Com'è stata per te questa gara? Ma un po' emozionante perché insomma che non indosso il pettorale, saranno passati 10 anni, forse più, e mi sono divertito, una corsetta in progressione, insomma controllando e guardando le bellezze di Treviso, quindi è stato un piacere con il mio gruppo, il Montello Runners Club, eravamo un bel gruppetto e quindi è giusto partecipare con loro e insomma è sempre bello correre e vivere questi momenti di grande sport. Trofeo Lattebusche al Running Team Mestre, società con il più alto numero di iscritti. Per l'atletica leggera la pandemia ha fatto registrare una grossa affluenza di nuove adesioni grazie anche alla possibilità di praticarla all'aperto. Quel che resta al termine di questa serata di vera ripartenza è che c'è voglia di vita, di corsa, di sport in generale. L'atletica è stata l'unico sport all'aperto che ha richiamato un numero molto rilevante di atleti. Io credo che ci sia effettivamente la possibilità reale che si possa continuare senza interruzioni. Lo auspico e dentro di me lo spero con tutte le mie forze. C'è bisogno di sport vero e della volontà anche per gli organizzatori di ritornare a crederci. Grandi!